Ma come sono finito in mezzo a questa bella compagnia? Ragazzi, io ancora. Come ci si veste per andare a Bruscandoli? Luppolo in italiano. Con le scarpe bianche e i pantaloni bianchi? No signori, ci si veste come Carlo. Tutto sporco. La linfa che esce da qua, macchia i vestiti. E non vanno più via. Da quanti anni che c'ho su Bruscandoli che mi in casa è pubblicata continuamente? Una ventina di anni. Questo qua è un Bruscandolo fake. Attenzione, Non quindi sono comunque, tossici. adesso finisci dentro al piatto. Però- sono una bella figura. Ho dei momenti di esitazione. Fare un Bruscandolo su qua? Sì, un Bruscandolo. Sì. Io volevo fare le frittatine adesso. Lei è l'esperta delle frittatine? Mi dà una mano? Sì. Tagliamo la cipolla e la rosoliamo con un filo d'olio. Dopo averli lavati, tagliamo a pezzettini i nostri bruscandoli. Li cuciniamo con un po' d'olio e acqua. E sale. Li aggiungiamo al soffritto di cipolla. Insieme. Mega dimenticare i dovi. Tranquilla, andiamo dal gallese. Ho già fatto una collaborazione con loro. Sono sicuro che saranno felici di rivedermi. Mi servono 60 uova. 60 uova? Sì. Ma chi è chiamato, Giovannina? Paolo, Agostino, Giancarlo, Giovanni, Dino, Tiziano, Tony, Arone, Sergio, Claudio, Ennio, Fabio, Cristina e Nadia. Sbattiamo le uova con sale e pepe. Aggiungiamo i bruscandoli e si cucina alla frittata. Guarda che bel lavoro che viene fatto. Che frittata. Buona. Evviva! E tu come li mangi i bruscandoli? Li chiami così anche tu?